Buongiorno ragazzo, oggi ti portiamo a fare una girata in bici. Tu non puoi vedere, ma sono vestito in modalità tundra con la tutina da neve invernale, le braghe da snowboard, i dopo sci e il K-Way. Dopo mi metto sopra tutta la roba e tu mi dirai, ah sì, un'altra roba stupida. Beh sì, forse sì, un bel giretto in montagna sotto zero, sì dai, sì, abbiamo un fiato di influenza. Oppure alleniamo il nostro sistema immunitario, essere più forti. Dio immunitario, guarda qua, il non pago affitto del Malparghezza. Guarda. Le Thomas. Andiamo ad inaugurare la nuova e-bike di Thomas. Non ti descriverò il percorso, magari te lo farò vedere, sì, perché siamo in compagnia, sai, sono quelle cose belle, piacevoli, simpatiche. Però non te lo descriverò in quanto è quello che abbiamo già fatto. Ti ricordi quella volta nel lago di Ledro che siamo andati su fino a quel rifugio che era in provincia di Brescia, ok? Dove io avevo rotto i freni, esatto, dove ho fatto la discesa senza freni, esatto. Mi mancava fare un fiero robe stupide. Oh, te sei contento Thomas? Guarda, tutto blu, anche a te. Camper blu, bici blu, Thomas blu. E dopo il video che l'ha visto, che mi ero qua con super rosa, l'ha detto a me, io ci fare dovute precauzioni, Dio caro. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there. Ciao, parti che muori dal freddo. E dopo mezz'ora è così qua d'altronde, muori dal caldo, porca miseria. Qui sono stonfo, so grondo. Porco cacchio, sì, si attira. Sarà che, come diceva Battisti, ho un anno di più. Ara che robe, ara che siamo alti. Ara una latina, maledetti disgraziati. Ma se fa una latina qua? Porca miseria. Se come buttare sui vovi e asparagi in una pizza, Dio caro, cioè no. Un bel panino, una bella rosetta. Ma che panino, ma che rosetta sanga sarà, baita. Ma che salame, Dio caro. Una bella birra. Sì, qua fame che venne, come a sperare di cattare l'orso. Si fermo il salame dell'orso come gli fa in Slovenia, Dio. Porca miseria. No, comunque, fioi, non sto scherzando, sul serio. In centro a Lubiana, non mi ricordo se l'ho ripreso, c'è un locale che fa il salame d'orso. Cioè, non è un modo di dirsi, è vero? Cioè, che magari uno pensa, no? L'orso te lo mangi nei posti sconti, e invece no, là era. Se fosse l'orso, e te ne danno fuori, ciao. Sì, beh, è vero. Ma magari sei in letargo, aspetta che fai piano. Attento ragazzo, anche se l'avevi già vista. Aspetta che non casco so, come quello di YouTube, te sa che era su Stelvio e che casca il casco della moto, so, Dio caro. Io non faccio anche a mia stessa roba. Ti intanto che te pensi al video di quello che casca il casco, guardate un attimo che panorama, ara che misteri. Abbiamo conosciuto una signoretta che si stava facendo i giri alle montagne, veramente molto simpatica e squisita, e ci raccontava che anche lei con suo figlio vanno a fare i disgraziati con le mountain bike, perché ha detto, so veceta, ma corro Dio. Buondì. No, non c'è una sensazione, fa più freschetto qua, sì. Facciamo una tappa al rifugio degli alpini, ragazzi, quello che nei video vecchi era sotto Brescia. Infatti adesso vediamo di prendere una birra, una bella birra. So devo allenarmi, che così corrivo e dice, ah, sto qua è uno del posto, uno dei nostri. Aspetta che davo una birra buona, cando l'ostia, porca troia. Sole, freddissimo alle mani, incredibile, aperto, biretta, Dio. Non che credo, buono sapersi, le prossime volte ci sono anche le 4 euro l'ora. Prima di collegarsi, pagare alla cassa, vabbè, così sapete nel caso, e abbirriamoci, Dio. Sto qua Thomas che batte bene il sole. Ciao bel fufo da Brescia. Su fufo da Brescia. Come che te baia? Fa boh. Ciao, sei innamorato, mi segue dappertutto. Ciao Fuffetto, caro. Infatti sentivo una presenza da Dio, mi avete qui che è il Fuffo da Brescia. Ma sì, ti sta proprio innamorato, vero Fuffo? Che Stamattina si sta chiamando
Bello. Bello. Altro fufo qua, oh. Era uno dei fufi. Guarda che bello. Ciao Bescia, guarda che strano che oggi strani. Cioè, praticamente mi ero vestito a spedizione antartica in realtà. Guarda che giornata sarà. No, 20 gradi no. No, Da 8 16. Esatto, come i tositi che fai foto ai cosbon, dai che si fredda. Ciao Fioi. Denota come tutti hanno parcheggiato correttamente, tranne che me e Thomas. Mamma mia che posti da sogno, eh? Guarda, Porca si capisce gli altri. Oh. Guarda che passo, giusto? Ma siamo sicuri Thomas? Ciao, io non so perché mi fracco sempre su ste robe. Guarda qui da imbriaco che quindi con meno equilibrio, meno robe, porca miseria. No vabbè dai, adesso quasi se devo ricciapparsi un po' meglio, sì dai. Sì, ma non credo che questo è quello che ho fatto l'altra volta. No, non ho fatto ste robe qua. Ah beh sì, là sì, te tocchi i pedali, là sì. Arani, bandiera bianca, in mezzo ai pericoli mi dice di non darmene una, ma non ascolto mai, in mezzo ai pericoli andarò. Bello cazzo! È un po' troppo downhill. No dai, è impossibile da fare in bici neanche. Cioè siamo a livelli Red Bull qua, quindi vabbè dai, niente, purtroppo, ma ce l'avevano detto che è franato tutto, è caduto tutto, è peccato, dai, rifacciamo quella da che è normale, è un peccato. Sì, quella di prima. Ho capito che è là che c'è il lago. Un po' troppo per la mia portata. Vabbè, in sostanza torniamo indietro, stringi, ci sono state le alluvioni, frane eccetera. Ovviamente una volta non era così. Questa era la parte divertente, quella da enduro che io ho fatto con i freni rotti quella volta con Nico. E vabbè dai, quindi niente, non si può fare, torniamo indietro. Questa qui l'ho già vista, viene interrotta e quindi rifacciamo quella normale, quella da fighette. Oh vai. Graspa ne altro che Red Bull. Comunque ragazzi, a parte tutto, questi cacchio di dopo sci della Decathlon veramente te li consiglio. Costano poco ma tengono come scarponi da centinaia di euro, sì. Non pensavo. Ormai mi ne ho fatte talmente tante, guarda che ormai i vertigini non ne ho neanche capito, cioè mi sono abituato. No, voglio andare su. Il Garmin informa che è da 5 ore e 22 minuti che siamo in giro a fare cose stupide. I soldi più ben spesi, porca troia. Un ricordo di quella volta che ti sei pentito di avermi seguito. Ma no, che pentito. Vabbè, arriverai vecchio e sano, ma soprattutto arriverai vecchio, Dio caro. Ecco, quella è una bella roba. No, perché se ti ricordi nelle vecchie puntate c'era Umberto che era un fioretto dei 74 anni, il quale assieme a me ha scalato il Monte Doc con la muscolare, che è un'impresa pesantina. Se dopo pensiamo che uno ha 74 anni, quindi lasciando stare questo discorso, ma prova a immaginare uno che ha 74 anni si tiene allenato così, cioè ce ne vuole per buttarlo giù, per ammazzarlo, hai capito? È un po' il famoso elisi di lunga vita, che non compri coi soldi, compri con la determinazione. Là sulle valli, sugli Appennini, ci sono due che sembrano cretini, ma se tu li analizzi un po' ti impari qualcosa, Dio caro, dai! Ah beh sì, perché noi non dobbiamo più seguire il percorso, ma dobbiamo seguire quello che abbiamo fatto prima. Buondì! Peccato Thomas! Cioè no, va bene, sta bello, però
È stato emozionante. Sì, dicono che quello era un bel percorso da enduro. Sì, ma sarà un po' troppo enduro, mi sa. Adesso sì, le diventa masse. Beh, cosa che andiamo al camper, magari facciamo una pausa a caffè che fa so cagare di nuovo il can. Sì, sì. E te sa che qui a me caga sempre in camper. Va dritto. Va dritto? La sulle alpi, sui pelli. La 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 la. Ma par quasi adesso devo parlare col commercialista, non ho mai capito sta roba. Salita all'andata e salita al ritorno, cioè sei sempre salita, Dio caro. Come in il mondo del lavoro, te ha sempre da pagare, basta. Basta salite, basta! Oh. Mi son visto tipo giù dal burrone, porca troia. Una goduria unica, Fiori, una goduria. È una gran prova fisica, quello sì. Quello sì, diciamo che io ogni giro in bici mi ritiro sempre in qua, cioè spariscono tutte le magagne, i problemi di pancia, di schiena, di nervi, di braccia, di polsi. Torno nuovo, cioè, c'è un reset. Ehi! Sasso! Ma si è staccato? No. Ah, boh. Il tuo cassoroda e basta. No, no, dai, vai che non vuoi pedalare, vai! No, niente, pianura, vai. Ah, Tramonto. guarda il lago sotto, c'è un...
sinistra e destra, Dea. Non è che si ingiassa qua. No, qua no. Giro epico, Fioi, giro epico, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Come sempre, ogni giro è bellissimo. Quando tu hai voglia di fare, di brigare e crei, così è la vita, no? La vita ti dà le opportunità, sta a te scegliere se creartele e cogliertele o se star fermo. Io caro, guarda, se poi ti dice che l'e-bike è come un motorino, e maglie tutte completamente bombe. Questa è la terza maglia fuori, prova a immaginare quelle dentro quante bombe che sono. Delle robe tipiche dei camperisti. Mi ricordo un viaggio che mio le pindri, io dico degli urie. Le misurasse a lunghezza del camper. Cioè una volta da boccia te misuravi in altra lunghezza di un'altra roba. Mi pare strano che sia 6,70 m. Senti, e tu? 6,70 di cappale. Questa sia vita. È la misura del camper. Esatto, che te farà? 6,70. Di cui te parli, Dio caro? Ti sicuro 100%. E ti va avanti anche. Tutto il giorno a parlare di qualche adesso domani vado lungo, Dio caro. No, ma basta guardare in internet. Coral 6,70 di cappale. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage è impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè. C'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando ratatatata. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va, sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Infetto sì, infetto no, cristalli di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma. Io fantasma non sarò e al tuo plasma dico no. Se dimentichi